Benvenuti a questa trattopo de Voces de Omini su canale 79 de Radio Televisione Sarda, chissà produzione della cooperativa Mega. Oggi siamo in Porto Torres in compagnia di Federico Marras Perantoni. Salute Federico. Un saluto a tutti. Io vesemo. Allora, oggi io vado arrivato in un luogo a me un bel caro si chiama Baba Yaga, Centro d'Arte, che è un'icora di danza che io seguo, poi che mamma era fondata nel 79, dal 2015 ha giubilato io un po' la guida di questa icora e mi sono avuto a fare un lavoro che si fa sempre nel mondo dello spettacolo, della cultura, e che penso sia uno dei lavori più belli che si possa fare, cosa so sempre un pari a pizzini, alle nuove generazioni, e vedi che questo lavoro può dare ricchezza a questi pizzini, a questi bassoni, e poi a noi una soddisfazione manna, che penso si possa comprendere, ecco. E te che narrare Baba Yaga? Baba Yaga è Eritrea. Eritrea che passa il mondo in diversi luoghi, in diverse culture, ma prima ancora, per dirla tutta, è una maniera per tornare grazia a raghi fuglia che usa Francova, la prima macchina di danza classica in mondo durritano, Sassari, Bolchiudorra, e che proprio nel 79 ha consigliato a mamma di aprire la succursale di così in Bolchiudorra. Baba vuol dire un nonna, che la femmina veniva chiamata nonna Yaga, Baba Yaga. Su Federico De Como cantata, iscriete, sonata. Ma commentite su Federico a su comincio, quando è naschio e quando è minoreddo? Allora, io intanto ho cominciato a vendere danza, appunto a teatro, fin da minori, proprio da minori, 3 anni, 2-3 anni. E la musica è arrivata sempre quando ero minore, ho cominciato a suonare la chitarra e grazie a Babbo ho conosciuto questo che era lo cantautorato del mondo, lo cantautorato italiano, che su saglio, che su francese. Mi ha toccato in una maniera che nulla mi ha mai toccato così, mi ha fatto così, intendi a casa mia, nero trattato che la voi madagli, che era canzone. E tanto mi sono occupato a provare, da minore ho imparato l'inglese, l'italiano, ho giocato e ho così cominciato a praticare la musica pure i locali, che quando erano amici miei, no, che in Poggio tutti, da poi di 20 anni, andavano a lavorare alla zona industriale, che è sempre stato il timore più umano, il meggiore. Tanto quando ho già avuto questa cosa della musica, 20-21 anni, ho cominciato a suonare in tutti i bar, i locali, proprio per non dover andare a lavorare in altri luoghi, per poter campare da chiglio. Che si campa mari, ma si campa un bel, si campa 100 anni. E tanto crescendo, ho piano piano ciambato e cercato altri cammini per i primi, che so che io voglio i primi, la musica che fosse. E da mente quando è la prima volta che hai cantato pro qualcuno o suonato? La prima volta che ho suonato e cantato per qualcuno sicuramente era Babbo, avevo già avuto 7-8 anni quando mi ho imparato a suonare la chitarra. E quando cantavo mi impari che le canzoni, che sono canzoni da mano, io ero un poco troppo minore, forse per queste canzoni, ma Babbo così mi ha fatto. Quindi il pubblico mio, il primo pubblico è stato Babbo. Poi crescendo, mi ammento di questo primo concerto che mi vedeva per chitarrista, avrà già avuto 14 anni, 15 anni in un puntino appunto da amici.
è la prima volta che hai cantato in un parco? Sì, la prima volta è stata era Riera, quando, ma normalmente cantavo papio di Zotto. È vero che la cosa organizzata da un sindacato usaglio, che il format che si chiamava Rock and Roll Wrestling, e pigliavano quattro band, quattro gruppi di Rurogu, e riuniani un pari, un po' farsi cassa di risonanza con il pubblico, un po' pago si eravamo in quattro, non ne pagavano manco uno, e tanto confinia. E mi ammento che abbiamo un repertorio di rock americano degli anni 60, verrà Hey Joe di Jimi Hendrix, che era la prima canzone. Eravamo così assultati che mi ammento che Hey Joe di Jimi Hendrix l'abbiamo suonato a manettone, pare una canzone. Però appunto è una serata che mi avrà già mentato per sempre, insomma. Io lo credo. E da momento speri la prima volta che hai spiccato a pinna e hai scritto qualche cosa proprio da cantare, qualche verso? Sì, poi io, diciamo così, per me la musica è sempre stata paraura, prima ancora che sono. Io sono congiunta alla musica proprio per un bisogno che ho sempre inteso, che intendo pure va, di far vedere a quei barauri, ai bassoni. E ho visto che la musica poteva da sé un veicolo per far camminare i barauri. Tanto io ho scritto prima parauri che musica. Ma poi mi è sempre piaciuta la metrica, fin da minori, tanto quando era le primi cori medi, ho scritto le prime proprio canzoni in versi, con la rima, avevo proprio una mania, scrivia in Dugnarogo, scrivia nei rimuri di Raggamera Mea, con l'assunto di mamma, che da voi immaginate che la femmina che arriva in camera ed era tutto bacicciato. Era un periodo che scriveva proprio in Dugnarogo, in maniera ossessiva. Come ante Aldamerini? Tanto non mi rammento quando era la prima volta, come Aldamerini lo da studiare a te, io non mi posso permettere, però... No, hai scritto tu sul muro, hai scritto tu, sei attivata sul ristorante. In Dugnarogo erano le cose più atroci e temibili, scriveva, da poi quando uno è adolescente e minore, da sa proprio andare a bene, e ne vengono fuori cose anche particolari. Però, diciamo così, sì, i primi volti era proprio tra Rabaggina e Rumuro, diciamo, ed era minori un bel, ricordi proprio, quando ho imparato a scrivere, a chi già agli ultimi anni di ricordi primari, come ti diciamo oggi, e un momento di me che scrivia, e ha sempre scritto. Ed è sempre aggradato. Sì, emmo. E i testi di data ispirazione per scrivere? Ma allora, di esempio, che il mio rapporto con mio babbo scrive, io vengo da una famiglia di gente che ha sempre dato un bel importanza al studio, ai libri, alla scrittura. Tanto un poco, da quanto proprio ho memoria di me, io faccio questo mantra in casa di importanza della scrittura. E tanto è proprio chi che penso la prima ispirazione che mi ha pigliato e che ha inteso. Sì. E per scrivere la musica? Per scrivere la musica è una magia. Anche io la musica l'ho studiata e non l'ho studiata, ma pure si può pari retorico, l'ho sempre intesa. E la musica è fatta d'aria, tanto ho imparato a suonare la chitarra, ho portato i primi accordi e da sapevo andare la melodia della voce, pure senza barauri. E così venivano i motivetti che poi sono rugori di ogni cantata, di ogni canzone, di ogni musica. E così che è uscito. Poi crescendo ho studiato un po' di musica, ma sempre con una zecca difficoltà, sempre con una zecca difficoltà. E ghiccio. Ma va qualche cantante, qualche gruppo che da grada a me, da cui ti sei ispirato? Allora,
poco penso che tutto quello che uno intendi, rapida poi anda a fare l'opera d'arte, la musica in questo caso. Io sono cresciuto con a un lato con la musica classica, che come ti ho detto sembra non è ancora di danza, tanto intendo Tchaikovsky da quando gioca a Rumondo, che mamma avrà fatto lo schiaccianoci di Zottoboschi negli ultimi... ma pure la chichiona del cantautorato di babbo, quindi avevo questi due campani in casa, da una parte la musica classica del balletto di mamma e dall'altra la poesia, la musica del cantautorato, tanto la musica pure dell'analisi critica dei cosi dell'uomo, ok, la musica, la canzone che non fosse solo entertainment, ma fosse proprio resistenza in una certa maniera. E questo penso che sia l'aspetto che più ha caratterizzato tutta la mia fa in musica. Quindi tu esichi a fare musica come te l'hai intesa, quindi proprio resistenza? Sì, solo. Per me la musica, l'intrattenimento musicale non è cosa che mi appartiene, poniamola così. Io penso che sia proprio un mezzo e viene pure un bel bisogno oggi per far vedere con i bassoni di cose che toccano i bassoni. Quindi non è tanto che da poi della giornata di lavoro arrivi a casa ti buoni il divano e ti buoni la musichetta, che no, io la musica che fossi io non voglio che ti fossi a me, io voglio che ti fossi amare, che ti dassia con un pensamento, con una pregunta, con un disagio proprio, non con l'intrattenimento, ma l'intrattenimento va altro. La musica per te deve seccare, in qualche modo deve essere rottura? Poi forza, passi asci dal punto di vista mio, se no è intrattenimento. L'asci ha da sé un sovversiva, l'asci ha di punire a cabingiò su tutti i cose che noi magari pensiamo, che appoggiamo, adagiamo su questi pensamenti e poi chi risulta è a volte un problema, che la gente tende a non occuparsi della cosa pubblica, della cosa di tutti, e invece quasi sempre a diventare gas, all'appartamento, al comfort, all'intrattenimento. Tanto sì, là io penso che serve proprio a chi invece a infasciare, a rompere questo equilibrio, è punito una pregunta, è punito un disagio. E ora vivo in questa maniera. E in qualche maniera questa cosa che ha deciso di essere è legata a suo fatto che usa la lingua tua? Sì. Io crescendo, e da poi appunto di 20 anni, era i giorni di Jimi Hendrix, come ti ho detto prima, crescendo a un certo punto sono passato pure per l'italiano con un repertorio manno che ho giocato con una band quando ero 25 anni, ma mi mancava sempre qualche cosa, appunto, per tornare a pizzo la filosofia mia. Chi non mi abbassava come riferimento la lingua italiana, tanto ho pensato che aveva di trattare ancora prima della musica, dell'arte, della mia canzone, un'identità che fosse di tutti, che fosse interesse di tutti quanti e che poteva allo stesso tempo far vedere che ciò che io penso sia la cosa di massimo importo in umanità, tanto i cose minuti, i piccoli cose, i ringhi che si sono andati a morire, tutti questi caratteristiche che sono propri dei bassoni. Io diciamo minori, ma è un minore che ora è me manna, che penso che sia proprio la maniera migliore per combattere questi altri bassoni che invece sono manni, che si pongono tutti precisi in una certa maniera, e che tanto la ringa fa vedere in musica deve essere ingreso, che un ingreso fa vedere il mondo, se no ti si arrende, addrenta. Ecco, io mi voglio usare invece addrento al mondo mio, che il mondo mio è questo, è il mondo di una bassona, io penso che sia questo pezzo di mondo, di persone, che è più vicino.
un bel di volte esiscimmo con l'idea di far bidare dall'altra parte del mondo e non riuscimmo manco a farsi intendere da lasciarsi a fianco a casa. Tanto la risorsa linguistica, la lingua che fa vedo, ma proprio a Betlu Rocci, ha detto, era carriera da seguire, a chi è proprio lui che più rappresenta la mia maniera di farli. Secondo te, nella lingua tua, potete andare a giro per il mondo? Sì, anzi, io penso che sia pure più prezioso, che possa pigliare maggiori interessi i ribassoni di tutto il mondo, che è una contraddizione, no? Ripeto a chi sto dicendo prima, ma è una contraddizione che esiste, che vede un mondo di musica che è attento proprio alle cose proprie della cultura da indicare si siano bene. Tanto la cosa più importante, più preziosa che io ho da al mondo è proprio la cosa più minore, la cosa qua da riguzzini, di riguzzini di rigasi, che la ringa, che è sempre stato un veicolo, come tutti i ringhi, come tutto Rosario in Sardegna, prima di tutto della famiglia, di rugori, quando noi ci arrabbiamo, quando siamo contenti, pigliamo a far vedere il saglio, ognuno con il saglio suo. Io penso che non vi sia nulla di più umano che i rugori di ognuno da al mondo. Ma non che si chiama a Galo, che sa lingua vostra? So spizzino, so zorzovanos. La ringa nostra sì, è ancora trattata, è pure un bel, sia in Pugliudora che Sassari, Sosso, è impriata da ribizzini che ancora agattano il loro per giocare in carriera. Zecchio, a questo tempo è pure andando a morire, perché appunto manca un importante pezzo di gore di Ruboporo che sigui a impriarla, ma manca la letteratura, mancano opere nuovi che siano fatti, ma di tutte le materie, non per forza di musica, di tutte le materie, che siano fatti in chiacchieringa. E io penso che proprio la produzione di letteratura sia una di massima importanza per la valorizzazione dei chiacchieringhi, così che possano continuare a si fare bidati. Tu come te primo progetto musicale hai fatto Canzoni di Mari, però te ne cantesti importante su mare, il sarte tua. Rumari è importante, la chimia un bel, come ti penso sia importante la vita di tutti i risalti. Noi siamo un po' gusarrati dentro il Cisura e il rumare da sempre, da quando siamo piccini, che l'orizzonte è un po' una carriera e un ponte. Avevamo di punirsi d'accordo per pensarlo ponte o pensarlo carriera. Io lo voglio pensare a ponte. Ma non posso non dire che è stata pure una carriera che si sarra dentro l'Isura. Tanto Rumari è tutto, è un contorno di quello che fosse, è dentro, è tutto intorno alla musica, all'altri che andò a fare. Canzoni di Mari, come ti hai detto, è proprio incentrato, conta di chi fra i fiori e leggenda di tutta una serie di conti che sono avvenuti nell'isola della Sinara, che hanno visto il protagonista un importante biratta, Barbarossa, noi già memmo che era poi un militare dell'esercito di Sorimano, che si è pigliato il bizzinetto di Lasinara, un pastoretto, l'ha fatto usare, l'ha fatto un anno, l'ha imparato a comandare, l'ha imparato l'arte della guerra, e il bizzinetto è diventato un re importante di Algeri, la Giura Bassona che ha riuscito a accudire a Carlo V, che è l'imperatore dei due mondi. Tanto io quando ho inteso che un pastoretto della zeta mia è l'unico che ha sconfitto Carlo V, ha detto, beh, come te minimo era giù di scrivere una canzone che il paparaccio. E così è nata, Canzone di Mari. Altri argomenti che da gradano a me da cantare, a parte su mare? L'uomini, i femmini, i fiori di ribassoni, che in Chilumari appunto fa un po' da Malta. Se Rumari non è carriera ed è ponti, tanto Rumari è proprio chi si avvicina all'altri ribassoni. E a me che piace sono proprio i fiori di ribassoni.
il Fiore dei Bassoni li ha a ricontesti a un dissimubili. Per fare un esempio, in Canzone di Mare vi sono due canzoni, una dall'altra. Canzone di Mare siamo in una nave, in un vascello. E in una delle prime canzoni per un capitano che fa vedere di chi c'ha giurmaglia di Bolchi Mari e ne fa vedere le maniere peggiori che si possono immaginare, ma nuda in confronto all'altra canzone della ciurma che fa vedere di un capitano, che è una cosa. E tanto che il suo rapporto fra l'individuo e l'individuo che invece diventa druma, diventa iente, diventa, come ti dico nell'album, un ratatouille, che è una parola che viene dal francese e che immediatamente alla recita si boccia la ricetta della ratatouille, e che in turritano invece vuol dire proprio a cozzaglia, in italiano diremmo, la ratatouille. E quello che mi piace un bel il rapporto proprio fra i bassoni e fra l'individuo e invece la truma, il gruppo dei bassoni. Tu hai sappi per una menzione su Premio Parodi. In quale maniera Andrea Parodi dati ispirau o data azzudau a fare giochi poiacchese? Allora, prima Andrea Parodi è stata intanto un'esperienza ricca che mi ha dato tanto. Era nel bar 2019 quando ho vinto la menzione proprio per i Barauri, per il miglior testo. E mi ha dato il coraggio di dire che a fare la produzione, tanto che Canzone di Mari, che è uscito 2 anni da voi, è stato presentato per la prima volta in bozza proprio durante il primo Parodi. La figura di Andrea, che è di Poggidorra, come ti dicevo, che è cresciuto tanto con chi la ringa e la reci, pure si è da voi ha cantato la ringa saglia di mezzo, come te la chiamo io. Andrea ha segnato una carriera importante da chi chiamiamo world music in Sardegna, e l'intenzione mia è proprio seguire la carriera in una certa misura. Tanto Andrea è di Pirazioni Manna, ed è un artista che la Sardegna sa diventare in tutto il mondo, ma chi non fa bisogno che lo dica io, ecco. Questa trasmissione Cosar Bella, sempre da Radio Televisione Sarda, tu hai mostrato sul museo di Andrea Parodi. Sì, questa è stata pure la prima intervista che ho fatto vedere in Chiaringa, che pure qui c'è una cosa che è importante da dire, che io quando vedo in italiano, un po' come un bene in Sardegna, e tanto fa che ha ragionato in saggio, non è facile, vi sono tutta una serie di attriti, io lo vedo, a chi lo vedo in casa, ma non è facile, ma penso allo stesso tempo che sia pure importante, perché quanto è difficile validarlo, e tanto la gente che ancora non è nata, che avrà intendi che interviste, io penso che ma avrà un po' di piglionassi, magari qualche parola in vaglio, per cosa invece di comprendere quanto è importante la testimonianza che rappresentano queste trasmissioni come chi siamo vivendo oggi. Chi ti lo dico che è un po' di gente che non fa vedere Rosario, cosa magari parlo di morire in vagliache, paraura, ma non v'è nessuno che ti buoni la notte, tanto io dico a tutti, andate ad andare a fare vedere, è importante, è un esercizio, è fare pure per Zaibedo, a certa misura, il polilinguismo. È vero, è vero. Tu, a parte chi canta, a zona, organizza speri diversi festival, eventi? Un pari a una druma d'amici, facciamo un lavoro di organizzazione, paesi, per farvi un esempio, uno degli ultimi due esempi, che sono meglio di uno, sono un festival dedicato al territorio della Ginara, che ha già funtumato, ma che si chiama Asinart, che l'anno si tutto andava a fare la terza edizione, è un festival che si tiene proprio in La Ginara, che è un luogo che ha bisogno d'aiuto, che è un luogo a Giummai non ve leva. Tanto fare un evento è importante, che un bel di ripesi andano proprio per una logistica che gli altri luoghi sarebbero già pronta.
che invece la ginara non è, ma è proprio per tornare a Pizzo, penso che sia un valore invece provare a impuntarsi e a riuscire a fare, a realizzare, per esempio, già 2 edizioni che abbiamo fatto. Un altro invece, il festival a chi tengo un bel è un premio poetico dedicato a Protusarippa, che è stato Mario Arocca, in poesia Protusarippa, che è stato un poeta sassarese della prima metà del Novecento, un ben importante che ha scritto delle poesie meravigliosi, ma che ancora di più fabbricava in maniera importante già di valorizzazione linguistica, di quanto questa risorsa fosse importante, di quanto i sassaresi, e giustamente brutto, non la comprendiano questa cosa. Tanto hanno bucato da sottoterra questo personaggio che nessuno si era più ziccando, erano passati, abbiamo fatto la prima edizione di questo premio, che è stata apprezzata da un bel dai sassaresi. Pure per cosa, questo Protusarippa, questo Mario Arocca, è stato uno di quelli che ha fondato la società sportiva della Torres. Tanto è un dato appena ruffiano, ma che a sassaresi piace, ed è comunque un merito di questo uomo. Tu hai questionato di asi in arte, e te sprotenes arte, chi ha sconnoto dai canner minore? Io da quando gioco nata ho conosciuto l'arte del teatro, della danza e della musica, come ti ho detto. Tanto in arte, per esempio, non ha un focus preciso per quanto riguarda l'indirizzo artistico. Ciambemmo è un festival dedicato innanzitutto al territorio, a un dì l'Asli, lo spettacolo che di volta in volta si può pubblicare, serve per il territorio e in funzione del territorio. Non abbiamo scioperato la location per punirsi un stesso artista. No, noi scioperiamo prima la location, poi arrivano gli artisti. Così che proprio la musica, l'arte, il teatro, la danza, lo che è, possa essere salvo del territorio e non inverso. Quindi cominciando dal basso e non dai alto. Esattamente. Ma se tu dici questionare desarte, e ti di narrare, pro me desarte est? Per me l'arte, come ti ho detto prima, è punire cose a cabusotto. Per me l'arte è un punto di vista non considerato. Se no, non è arte, è intrattenimento. Ma non è arte. Per me l'arte è inizio e non in bocco da questo cammino. Sì. Hai un disizio manno artistico? Da disizio mio artistico lo gioco io a compiendo. Non ho altri di disizio artistici, sino chi si dice che a farli. Adesso sto lavorando a un nuovo album e stiamo arrangendo un giro per Italia con queste canzoni. Ecco, questo è un deciso che può essere vera e che mi piace l'idea di andare in giro per l'Italia a portare la nostra lingua, i nostri conti, che sono conti di Sardegna, che sono lingue di Sardegna, ma che sono lingue del Mediterraneo, che poi queste lingue e questi segni della nostra cultura si agattano in burù in tutte le altre nazioni del Mediterraneo. Tanto un deciso umano può seguirlo, proprio l'idea di fisicamente di buttare in giro queste canzoni, questi conti, questi barauri. Pensi in Italia? Per cominciare in Italia, sì, l'Italia è un po' quella ringa dei dialetti, l'Italia era un paese che non si buone d'accordo, era un paese a cabusotto sempre, tanto infatti abbiamo un bel daci. A me piace un bel l'Italia, non mi piace per come ti hanno apparecchiata, diciamo così. Io penso che la risorsa manna dell'Italia siano proprio tutti questi popoli diversi, ma fradedi, ma diversi, che campano in questo territorio da sempre. L'Italia dei Riboppoli, l'Europa dei Riboppoli, a me piace l'Italia dei Riboppoli e questa è la mente che voglio imparare per andare in giro, dalla Sicilia a Torino. Tu hai partecipato per una trasmissione che si è nata Non fermate la tradizione, chi nambra pintore, e te non scontas? Allora, non fermiamo la tradizione, una produzione d'Ambra,
che mi ha coinvolto proprio a poi del premio Parodi, ci siamo conosciuti qui. Ambra mi ha invitato a Videolina a una puntata di Sardegna Canta e da lì è nata quella esperienza di Non fermiamo la tradizione, che mi ha fatto cantare, collaborare con un sacco di artisti saggi che ho conosciuto e sono nati pure amicizie importanti. Ormai sono poco d'anni che Non fermiamo la tradizione gira un po' in tutti i video della Sardegna, ma come rammento in tutti i luoghi in cui abbiamo suonato, che sono stati proprio tanti. E io mi intendo un debitore nei confronti di Ambra, che ha avuto questa bella idea e che si che ha portato avanti, pure oggi. È una famiglia manna, Non fermiamo la tradizione, rivoglio un sacco di bene a tutti ed. Ma secondo te noi che tipo di musica per non arrivare a questa tradizione? Abbiamo di dradì, così fa vedere il lavoro che sto facendo. Per me la maniera che io conosco per continuare a far vivere la tradizione è chissà di tradirla. Non penso che sia mio un compito di reinterpretare la tradizione, di ripuntare la tradizione, perché qui entriamo nel campo dell'etnico. Io penso che la tradizione ha già da sé proprio l'ispirazione più intima di una nuova elaborazione artistica che può sia puntare attraverso appunto un tradimento della tradizione a una futura tradizione in una stessa maniera, cioè a una nuova proposta artistica che paziente della tradizione fa vedere a parola della contemporaneità che noi poi viviamo. Va a qualche concerto che deve su coro, pro qualche cosa in particolare? Qualche concerto passato di allora chi io ha giovato un paio di festival molto belli, uno in particolare mi piace a Mintallo che è la 30ª edizione di un festival che si fa a Ittiri, che si era filmato e il hanno ripreso, che si chiama Itti Ritmi. Abbiamo fatto un concerto bellissimo in questo parco, in questo Barimanni. È stato uno dei concerti più belli, un pari forse al concerto che ho giocato in due, in Minoreddo, ma bello, era chiesetta di Balaia a Mare in Pozzudora, visto che questi due ceci Minoreddi proprio innanzi alla rocca su Rumari. E abbiamo fatto un concerto in due chitarre e vera un sacco di gente, è stata proprio una serata particolare, magica, che la location è proprio espantosa, meravigliosa. E Ghiccio, si è giù compreso la pregunta che mi hai fatto. Sì, l'ho compresa. Ha giù compresa. Va diverso locos, Juve si possono anche concertos, eventos, è certo che a bortar manco vi proviamo a los usare più custo. Quale potete essere un luogo che attiva di te a gradare, a cantare, un luogo che però non si usa, però a che scusto? Raggio, perché senza andare a luogo, scendi in Pozzudora, che è un po' la metafora di un bel altri luoghi, lo che sto dicendo. In Pozzudora c'è una risorsa archeologica un ben importante che si chiama Turris Libisonis. Sono 7 ettari di terme romane, era proprio una città importante di villeggiatura di quelli romani del periodo di Giulio Cesare. Questo è un parco manno, questo livetto che può punire un pari migliaia di bassoni, è un luogo perfetto per fare grandi incontri d'arti, di musica, di teatro, di quello che vuoi. È un palcoscenico esclusivo, che non viene trattato. E oggi ho provato, ho fatto un concerto, 2 concerti nel 2016, un concerto con Rudenore e Francesco De Muro, che in Sardegna conosciamo bene, e un secondo concerto con la band invece di Manuel Agnelli, che conosciamo bene pure a Edo, anche pure per altre ragioni. È stata un'esperienza manna, incredibile. Vedi il luogo sempre abbandonato, piglia vita, con migliaia di bassoni che vi sono entrati, con quelle risorse archeologiche magnifiche, illuminate. Un sogno che però non abbiamo mai poi potuto ripetere. Per cosa vi sono un po' di complicazioni, a quei luoghi abbandonati
colcia punilli torra in tiro, di così. E questo è un po' un problema, che è facile, in Sardegna ne possiamo agattare tanti di rughi da sogno, ma punirli in produzione è tutta un'altra ragione. Però si può attaccare. Si deve. Da quando hai cominciato a Como, facciamo qualche cosa, di come ti tu affronti sul concerto, di come ti intendi prima, durante e dopo? Io, con questa cosa che appunto mamma fa l'insegnante di danza, ecco, dico sempre che io ho interpretato la prima ballerina di Giselle, quando ero ancora dentro la banza di mamma. Tue? Ah. A Chieda, quando era mia, quinto, sesto mese d'attesa, aveva che importante spettacolo che ha fatto pure se era in attesa. Infatti io sono nato prima del tempo e io ero in sopra un paraeta. Tanto quando io ero in balcone, non sono a casa, sono proprio a mio agio, no agio, sento di bere un po' di, no? Ma vengo gente che sa di mare, che sa di bere, io sono tranquillo. Sarà per questa cosa di Giselle. Casa naschi il cuore. Anzi, gallo prima nascire. Ma pure da minore, appena nato, già ha giocato appunto danza, quindi da 2 o 3 anni ha giocato i primi saggi, le prime cose, tanto vazzo da sempre. Vazzo da sempre. Tu hai due sambenados, Federico Marras per Antoni, pruitte a separato dello usare ambos. Allora, ci ho scioperato per i 2 sanguinati, per cosa? Io sono con Marras di babbo, Bondanaresu. Mamma per Antoni, era un momento che ero già io di mio babbo, quando da minore babbo l'ha detto oh no, mi sono innamorato di questa piscina, e lui ha detto come ti fai di sanguinato, sambenato, abitava in Locodoreso, che era il suo Bondanaresu. E babbo l'ha detto per Antoni, e chi sommo ha detto per Antoni, gente bene da furarellina. A che me già io abbia compreso tutto. Per Antonio è un sanguinato che viene dalla penisola di Rusei-Zento e io oggi, come si sia, ci ho imparato di trattare la cosa a me già, io invece per Antonio, è stata una persona assai importante per la cultura sassarese e turritana, che è stato un importante bibliografo, in Sassari hanno dedicato una carriera, un'area della biblioteca che ha proprio salvato dal macero della seconda guerra mondiale tutti questi libri importanti che erano in Sassari, che erano tutti accantonati, ammontonati, pronti a essere bruciati. A da poi del 45 dove c'è poi un pare un amico suo che fa zero frabbigamuro, figurate un poco, e l'hanno invece riordinati tutti questi libri, accattando pure i libri assai importanti come una Divina Commedia, che era vanto della biblioteca di Sassari, una Divina Commedia del 1300, un libro importante. Tanto il babbo di mamma si è preso un bel a Giummai va molto in questa biblioteca a vendere il travaglio, in questo montone di libri. E a me mi hanno sempre raccontato di chi sono, da quando sono nato. Tanto mi è paruto giusto, mi è paruto appropriato, già che ero cognome di mamma, tanto ero cognome pure mio, in Priallo. E poi Marras ve ne sono 600 milioni in Sardegna, ci sono più Marras che Aiberi a Giummai, come ti chiamassi Federico X, Marras poi va pure Giappiero, che insomma, Marras per Antonio andava bene. Li distingue per questo. Oggi si conosce è facile o difficile a fare musica per uno giovane in Sardegna? Poi ti posso dire è difficile, ma non è manco vero, perché appunto fa musica voglio tutto e non voglio nulla. La cosa che i bizzini d'oggi vanno di tutta questa tecnologia, io non so se tu hai mai sperimentato a impiegare l'intelligenza artificiale per il lavoro. L'intelligenza artificiale è micidiale, l'intelligenza artificiale ti fa comprendere qual era la parte più preziosa della nostra intelligenza, chissà che non riesci a ripetere. E non era la sovrastruttura della musica, in canto musica, ma è proprio che tutti ne vuoi di questa musica.
Tanto per fare musica non è difficile, ti basta un abbonamento per un cellulare, un'intelligenza artificiale e ti scrivi cantini poi di canzoni. Invece comprendi cosa ti ne vai di queste canzoni, che sono un po' più difficili, e non conta che tu sia saggio, cinese, conta che sia una magia, chi sono che fa l'artista. C'è una persona che pensa di aver compreso cosa può essere l'imprego e l'utilizzo oggi da fare con l'arte. E fa musica, per fare musica. Vi sono ribizzoni che ravazzano da sempre meglio di noi. E Vaccar, che cosa che tu hai di ascussizzare un giovane che chiedete a che arte e sa vita? Ho 42 anni e da consigli ai giovanotti cerco di farlo il manco possibile, a che è meglio. Però dico così, io dico ai giovani ecco, che per fare arte, per fare musica, di non fare musica con l'idea di campare dalla musica. Anche dalla musica non si campa proprio dalla musica, si campa a chi uno mangia, a chi uno vive, la musica non serve per campare, la musica serve per altro. Tanto io dico ai giovani che se proprio puoi fare musica, se non puoi fare altro, che non c'è bisogno di musica per fare musica, siamo pieni di intrattenimento, è meglio che ti buoni a studiare qualcosa di più serio probabilmente. Se invece proprio vuoi fare musica, se non ne vuoi fare a meno, allora cerca di avere qualcosa di importante che mi possa interessare a intendere, che mi possa essere utile, che mi possa proprio essere utile nella vita mia. Allora chi te lo consiglio? Se no fai proprio altro, che è meglio anche i cantantini, diciamo bene, stanno pure un po' gonfiato la recce, di un po' più d'oro. Tanto io vi dico che lo consiglio, da sapere, da sedere a pigliare la musica, fede altro, lo diede. Se proprio di fare musica, se proprio un digliacciato che non ha di finire di fare musica, allora falla in una certa maniera, perché le televisioni sono piene di musicisti, che musicisti ai saldi, che vanno a scadenza, come la mozzarella, sono i musicisti d'oggi. Ecco, va a fare la mozzarella, fai altro che fai più contenta a mamma tua, io dico che Per questo topo dei Boges di Hominis nesta Gabau, ci settiamo sempre sul canale di Radio Televisione Sarda e su 79 e pediamo a Federico se non scherete donare un canto di qualche canzone di io che si su coro per gabbare in bellezza. Grazie Federico e grazie a tutti. Vi do grazie. Paga piegni bianco fiori, paga piegni fiori meo, paita piegno che mai da gatto sora. Pai te che pai mare andato sei. Marinari tu reddi un po' chiamanzano. Dunya navi sana possiatura, manno tu i chatti a mare rimani, non ti veghi a mai racchintare. Sossunendi baddariani pesara danza,
che la musica i muovere vigli rinnovi è un'ara mira rimirendi a Maria che abbatta atteggiamenti chi abbatta atteggiamenti